È un progetto che è partito nel 2014 all'interno del bacino Sinistra Piave con il contributo di Savno, quindi questo diario rivolto alle scuole. È stato un progetto che nel corso del tempo ha acquisito sempre più importanza e curiosità da parte delle scuole e adesso siamo riusciti, quest'anno proprio raggiungiamo la completezza di far partecipare a questa iniziativa tutte le società di servizi del nostro territorio. La finalità è proprio quella di portare nelle scuole i nostri messaggi, quindi per quanto ci riguarda l'ambiente, le altre società, l'acqua e via dicendo. Quest'anno abbiamo scelto il tema dello sport perché crediamo che lo sport abbia una valenza educativa molto forte e molto importante, non solo educativa ma anche inclusiva. È cominciato nel 2014, quindi siamo sul 10° anno, è andato sempre progressivamente meglio. L'adesione di tutte le scuole sono state pressoché continue e quindi abbiamo continuato. È cominciato perché abbiamo visto. Noi facciamo molto interventi nei confronti dei ragazzi, sono quelli che recepiscono di più e portano a casa più le idee per poter salvaguardare l'ambiente, quindi continuiamo così. Il costo più grosso per quello che riguarda la nostra attività di programmazione riguarda l'intervento nei confronti dei ragazzi perché portino a casa tutto quello che è possibile per salvaguardare il nostro territorio. Guardate che abbiamo ancora l'abbandono dei rifiuti, abbiamo ancora tante altre cose che devono essere, i fiumi che vengono sporcati continuamente, i liquami che vengono buttati ovunque, quindi sono cose che abbiamo bisogno di loro per poter salvare il territorio, da soli non ce la facciamo di sicuro. Alto Trevigiano Servizi, di cui ho l'onore di rappresentare, ha accolto con favore questa iniziativa insieme ad altri enti. Iniziativa che appunto ha lo scopo di sensibilizzare i nostri ragazzi allo sport, ad avvicinarsi allo sport, a credere nello sport. Perché a mio avviso lo sport non ha solo la funzione di mantenere in salute fisica, peraltro importantissima, i nostri ragazzi, ma ha una funzione sociale fondamentale, che è quella di acquisire attraverso la disciplina dello sport, attraverso i valori dello sport, il rispetto dell'avversario e quindi necessariamente il rispetto della persona, direi quanto mai attuale nei nostri giorni. Penso che per i nostri ragazzi lo sport sia sicuramente un'attività complementare all'attività di studio, ma rappresenti un momento di crescita importantissimo per la loro vita e pertanto la nostra società c'è e sarà presente per queste iniziative anche in futuro. Un connubio che è perfetto perché le utility lavorano per il territorio, lavorano per il mantenimento ma guardano al futuro. I ragazzi sono il futuro, quindi è per loro che dobbiamo costruire questi progetti e continuare a portarli avanti e quindi la scuola che si abbina benissimo anch'essa a questo progetto attraverso questo diario che si rivolge appunto ai giovani con un contributo importante per dargli un'indicazione di quello che è il percorso da seguire. Lavorare tutti assieme e quindi il messaggio dello sport è uno lavoro di squadra, lavoro assieme e quindi questo motivo ci ha spinti a lavorare per produrre questo risultato, questo diario che si rivolge appunto a tutto il territorio, a tutti i ragazzi della provincia di Treviso. Il motto dello sport è che in squadra si vince e noi utilities abbiamo bisogno sempre più di fare squadra per riuscire a dare al territorio quelle risposte che si merita. Non parlo solo di acqua, io mi occupo di acqua, ma anche di altri servizi essenziali. La qualità e la crescita del nostro territorio passa attraverso servizi che siano di qualità, ma anche condividendo la crescita che noi società dobbiamo garantire, condividere questa crescita con le famiglie e le imprese del nostro territorio. Insieme si fa molta più strada, è vero che da soli magari si arriva prima, ma insieme, ripeto, si fa molta più strada.